come si fa in queste occasioni, da solito, se una cosa fai, ti saluto. Ed è un tempo vai uno principalmente a Carlo Porcetta, ad organizzare questo bel evento. E altre due persone in particolare che fanno i batti da soli. Ormai si fa i batti da altre organizzazioni come questo evento che si fa da Genuri. E fonti Cesira e Monica che ogni volta, se tu devi fare, è inutile, ti devi casare con Cesira. Che ogni volta sempre aiutava a fare in modo che si possa organizzare questa bella dimostrazione. State fatto il locandina, state aiutava poi in mezzo ad ogni volta, state aiutava a fare tutte queste organizzazioni che vedete noi. E avete fatto molto sapere. Poi tutto l'altro devo invitare a Carlo per presentare tutti gli altri ospiti, perché giustamente mi pare appropriato che mi faccia corso. Quindi Carlo, bene, no? Allora, questo convegno è sicuramente interessante, quindi si augura un buon ascolto, che si può andare salvo con l'ascolto del legge. Tanto te non mi scusi, quindi se non ha lo stesso. Buon proseguimento. Deo toro grazie a relatores che molto bene usubita, tutti os scinti che ho chiesto atteso e finché si scartello sono tanto aiutato per noi, che alcuni si firmava a Mara, che alcuni si firmava a Esprazza, comunque se viene ci sono più tutti. Toro grazie a tutti i schifunti baniusu che venivano fin da prima, che mi ha aiutato a fare tutto. Ho ringraziato su Gallo, sull'Unione dei Comuni, Sagrona Rubia che mi ha molto aiutato per precisa questo evento. Sono Isarda che questionava bene di questo libro. Sono sicuro che l'argomento che si tratta oggi andrà a piacere a tutti. Oggi andrà a questionare la professoressa Marcialisi che ha insegnato didattica della lingua sarda nel master di primo e secondo livello dell'Università di Castello. Su cardiologo ma proschidotto oggi scrittore del Zadro che conosciuto del suo Zadro Stefano Cherchi e Veronica Zei, un orgoglio di questa Marmilla perché da anni e anni si occupa di essere una disoperatore di questa lingua sadra da prima che questa lingua sadra tornasse da moda. In pruso ho la ringraziare l'editora, la domeritora, Maria Marungio che ha permesso di scrivere una grammatica facile da imparare, facile da usare, facile da usare per un'isi scuola che su spedio cosa mio e adesso che pruso si spagna, che si spagna dall'estero e ogni volta di Sardegna. Adesso capitano sul luogo d'oro, ma esa comprende voi. Buon ascolto. Buonasera a tutti io ringrazio intanto l'amministrazione comunale che ci ha ospitato, che ha organizzato questo attobbio e tutti quelli che si sono adoperati personalmente a questa realizzazione. Questo sono ringraziamento e sul lavoro che noi andiamo a fare oggi sul dibattito che andiamo a presentare oggi sul libro dedicato a Salim Basarda. Più il testo importante Salim Basarda. Io faccio il logudoresa, sono 40 anni in Campidano, però ancora non sono resistita a guardare. Lo comprendo, ma vedo il Salim, mamma mia. Spero che tutti mi comprendano e così posso continuare. Quindi noi siamo andati a presentare un libro che va da Salim Basarda. E questa domanda che si pone è ma perché Salim Basarda? Perché ha bisogno di un libro che va da Salim Basarda? Ecco, noi pensiamo che Salim Basarda sia il segno più distintivo di questa identità nostra.
Caprute noi siamo un popolo e abbiamo una lingua. Si manca sta lingua, non esistiamo più come popolo. Ecco, sul rischio che siamo scorrendo come è proprio di perdere questa lingua sarda. Caprute, questa lingua sarda non viene utilizzata poco, anzi, bisogna denarre che i suoi paesi ancora si vedono, però le città più mannasa si vede poco. Come su danno più manno, è che la lingua sarda non pensa a imparare questa scuola, non pensa ad insegnare questa scuola, in modo che i suoi giovani la possano e fai dare e scrivere. Ecco, perché è importante meda questo libro prosa lingua sarda, perché questa lingua sarda ha un problema, come anche tutte le lingue di minoria, che vada una, come intesinare, in saldo non viene saperavola, una frammentazione linguistica. Cioè non che sia lingua differente, ma ogni ida fa a sa variante sua, vogliamo narrare. E chi si vuole, chi ha questa necessità di scrivere, non della vaidare, perché ognuno la vuole fare come te chiede, però il problema nasce quando uno deve scrivere. E più che a tutto chi la deve insegnare. E tanto questa domanda che si pone in tutto è: ma come te la dobbiamo scrivere? In quale lingua dobbiamo scrivere? Ecco dunque l'importanza di questo libro. E chi si è posto questa domanda è l'Accademia del Sardo. L'Accademia del Sardo è un'associazione che è nascita promere di Oreste Pili e Blasco Ferrer, che hanno costituito, Blasco Ferrer e altri, che hanno costituito un comitato scientifico che ha pubblicato su Sardo Standard. Intanto un dovere che gli bonzo come ed è stannare che questo libro è dedicato a battos persones che non sono più con noi, però battos persones che hanno dato un aiuto umano e hanno lavorato a questo lavoro, ed è lo scherzo aumentare che sono persone che devono essere aumentate in modo che sempre noi lo aumentiamo e in modo che fino a che non li schidi si lo può aumentare. Ed io so vedere di Blasco Ferrer, so vedere di Oreste Pili, so vedere di Paolo Pillonca e so vedere di Oliviero Unioni. Sono persone che su stata persona come intesinare de gabbale, de uomini in mano che hanno lavorato pro questa idea e solo. E noi siamo in nome a Franca Marcialesi, che è Samozere di Oliviero Mioni e chi Savuto ha lavorato a questo libro. Questo è doveroso da lamentare sempre. E quando l'Accademia del Sardo, ma non dai Como, ma anni e anni fa, già si è sposta questa cosa in mente, questo obiettivo, di pensare a come si può descrivere il sardo. Questo gruppo ha usato questo un tentativo di imporre abbiamo visto che non hanno cercato di non si imporre
una lingua costruita, come ti si narra, artificiale, la lingua sarda comune. Ecco, infatti l'Accademia del Susardo nasce proprio per contrastare lo studentativo di Sicura, insomma. E già in suoi anni, su 2010, però voi pensate che un lavoro di questo genere non è che si fa in 1 o 2 anni, è un lavoro che ha bisogno di meda anni, di meda studios, per lui che così, come lui dire voi. E infatti già in su 2010 e su 2009 e si è stata pubblicata Isa Regulas, che è una norma per iscrivere sul campidanese. Questa norma è stata del porto Manu Meda, che fino alla provincia di Cagliari l'ha adottata come esempio si può narrare, come norma per quanto riguarda la lingua sarda. E a partire da Isa Regulas ha continuato il suo lavoro di questa accademia che è risultato questo, che è un unico alfabeto, un'unica lingua, quindi per scrivere in 2 macro varietà, che è il sardo logudorese e il sardo campidanese. Naturalmente va bene che Isa Regulas in quest'ultimo libro è stata ampliata e aggiornata, insomma, da distanza di anni. Quindi non facciamo per 2 lingue, ma un'unica lingua con 2 varietà. Quindi è una proposta dei standard che prende in considerazione tutto l'usato. E io mi primo in ogge come capite Giocherchi Stevini, che è subordinatore scientifico dell'Accademia del Susardo, podia fare in termini scientifici come si è arrivato a scrivere una norma come questa. Saluto a tutti, grazie del suo convito, a Carlo e all'amministrazione di Gianui. Come Tannau Maria Marungio, sedittora, ha ricordato siga che dell'interesse su come domo editora, questo libro non adesso più sa luci e dunque sarà di deposito Rai grazie a Mera. Il testo sardo standard. Su titolo è due norme savodottus, vos imperu formali del Susardo. E stanno che sicuramente noi sappiamo che il Susardo possa essere imperato vinzas i settius e le situazioni formali e ufficiali, tocca a te questa maniera dello scri che sia da arriccia de dottus e che sia da chi parla podottus. E più che tutto questa scuola, o questa scuola non può tenere 300 libri, uno per ogni vita. Dunque, esti su traballo che rispondi al suo punto numero 1 dessa carta costitutiva dell'Accademia del Susardo, dessa socio nostro, che narra che su dritto che oggi fa questa Accademia è sta fattanti, alcuni seminari propone e concordare che sarebbe interfai Susardo uguali ai altri della lingua nazionale, se chi punti, punto A, uno standard della lingua sarda a 2 norme, scritta e questionata, la norma del suo campidanese e la norma del suo logudorese. E questo è su che ho fatto.
Poi uno standard, ita srevido uno standard. Su standard essa prosaia de importo come verdata che volla adesso in lingua, che volla da bessi del suo stato de dialetto, poi arrivai a te su stato de lingua. Poi si imperano su formali e ufficiali. Dunque si funta regolas e normas a ricciasa dedottus e a ci sa lingua poi tiene sa dignità di politica de essi o a lingua scritta. Come tenante linguistas chi da serianta lingua tetto da scritto in sardo una lingua grovettura questo è un linguista che si è occupato di questioni sul ladino dolomitico e ha descritto che la lingua tetto è una lingua usata in forma innanzitutto scritta ma anche orale, dotata di un prestigio sociale superiore a quello dei dialetti parlati in una data regione. La pratica corrente di una lingua a tetto presuppone l'esistenza di un sistema scolastico atto a garantirne l'insegnamento e l'alfabetizzazione dei locutori. E proprio pensando a questa scuola che ho fatto questo lavoro. Ita dona da uno standard a una lingua di minoria, di dona da questa possibilità di spagnai, di essere uguali in tutto il suo territorio, uniformità, durata in su tempus, possibilità da studiare, imprego in ogni campo e momento della vita e della comunicazione. E quando rannesce dall'ompia su stato di bilinguismo perfetto, cosa che poi credo che sia ancora un bisbo, sa di quasata, ma io da tempi donai sta proprio spera socio-economica a ischida imperanta sa proprio cosa che dona dalla lingua del suo stato. In Catalogna è sta icis catalano su imperanta su catalano commenti impari dignità con suo spagnolo. E commenti si fa ad uno standard? Nanta e linguista ogni lingua si suddivide in dialetti, talvolta così diversi tra loro da essere incomprensibili reciprocamente. La lingua scritta tende a essere più conservatrice, ma soprattutto è una forma normalizzata della lingua. Interessa quindi il fatto che quando si deve dare una forma grafica alla lingua non si possono più utilizzare le oscillazioni del parlato. E difatti si può fare uno standard, tocca a gattare gali punti i fonemas e stanno i sonus distintivus che sreventi a non fai confondi i fueddus e all'uso distingui a maniera di non poter sbagliare. E noi a mano manca c'è un esempio du fueddus campidanesus, cerri, separare, e kerri, scricciolo, che si differenziano tra scettivo un usono, su sono dessa C palatali con su sono dessa C velari. È chiaro che siccome i punti fonemas voita distinguiti du fueddus differenti si debbano essere scritti a maniera differente, poiché non si ha la po' di comprendi che all'esso fuedo è giusto. E dunque questa regola narrata per ogni fonema differenti c'è un grafema differenti e difatti si noso scrieuso su sono C e uso decido desighivo facilità di già che si uso dottus alfabetizzato in italiano is proprio a regola dell'italiano e dunque imperauso sai può palatalizzare su sono dessa C ananti de A o U e sa scrieuso cia cio ciu c'è C e imperauso sacca può velarizzare può fare su sono do stau dessa C ananti de E e I come in italiano. Invece altro sono su chi non differenziano i fueddus ma punti pronunzias in dialetto differenti del suo proprio fonema dinanzi all'ofonus i linguisti sananta ici. Ci punti due esempi noi a mano diretta su sole, italiano sole, che in capitanese dei 8 pronunzias soli, sovi, sogui, sori, soi, soi, solli e soui. E suono, l'italiano suono, sonu, sou e son. È chiaro che questo non fonti solo su chi differenziano tra fuello differenti, si fonti pronuncia differenti del suo proprio fuello. E dunque si regola narada, quando non c'è un fonema differente, non deve imparare grafema differenti. E questa norma scritta poi impero formalisi narada che
c'è depidessi una grafia scettivo custus allofonus. E dunque, seguendo etimologia e sa norma colta, narausu, dessa poesia, del suo connoto letterario, e usa scrive sempre soli e sonu, e no con isatrus allofonus. E questa norma naturalmente deve essere fatta in maniera che tutti una volta comprendi all'estero e possano produrre sia di su vedao e sia perché tutto in su scritto, che tutti possano imparare con regole fonologiche, dei sonus e morfologiche, dei silenzias grammaticali, che siano raras, precisas e che facciano a dedurre e applicare che ne strobo. E che non sia troppo stroverdosa, troppo stesiata questa varietà del logo, che li debiti a risultare accappiate in qualunque maniera. Poi chi devo propongo o impongo uno standard che sia troppo atteso questa fornata dei vidas, sa gente non la imparare mai. Poi proprio con gusto, di adattare un'altra lingua e non sa sua. E dunque se una norma poi sarà relata formalisi, poi di produrre e trasmettere idee e poi uniformare se usare che poi da pari sa gente di un popolo che sta nella lingua. E c'è noi una questione a proposito un punto di pregunta che dengia da una pronuncia precisa come tutte le lingue noi sti propri poi non tutte le lingue dentro una pronuncia precisa. Ponnai un esempio sul norvegese dentro due norme scritte su Bokmal e su Nynorsk e non teni nessuna regola di pronuncia. Funti tutto dialetto su chi si assimila a me, si comprende tutto e tutto su questione secondo il dialetto dei sagenti. E due scritti in una de gusta due normas. E i linguisti sanno che poi lingue di minoria che funti meda prazzidas in pronunce differenti e meglio hanno donato a regola di pronuncia e la sai sa gente a pronunziare come ti scidi e come ti conosci. E dunque se posso usare lo potevo pensare come ti fate a fare un scevero che accontenti da tutto io usa poi piegare sul criterio del sul numero dei fuedatori e sa io da vincere su capitanese poi tra i schi cristiani da capitanese fonti più del su doppio dei schi cristiani da locutoreso o nugoreso in Sardegna, però non è adesso giusto. Oppure secondo il suo primorio politico o economico o letterario, s'italiano sesti scioverao secondo il suo primorio letterario dei Tres Coronas a Dante, Petrarca e Boccaccio su Toscano illustre. Però depois ricordare su chi si nanta sempre il linguista che solo agendo storicamente seguendo le linee di progresso della lingua le innovazioni programmate potranno affermarsi e stabilizzarsi. Non potevo andare contro questa storia. Chi sa storia si narra che sì, sa lingua sarda è stuna, poi sta grammatica del suo locutoresu è sta uguale a sta grammatica del suo campidanesu. Cambiano tascetti sonus e in parte fuetus e dunque è una lingua, ogni lingua degli un alfabeto e noi proponiamo un alfabeto prodotto su Sadru. Questo è il libretto di Bessiu con questa prefazione di Oreste Vili e Paolo Billonca d'Usanno Saoi che propone di una ortografia universale prodotto su Sardu, che si sia varianti una questione di scriada e noi abbiamo piegato vari parisi ed è posta in sul libro nuovo del Susardo standard e dunque ha adotto Susardo dei due ortografie scetti dunque una lingua sì però a due norme si propone un oso goita e questo è un scevero fondato a Zuba della presenza storica e su connoto letterario sadru di due varietà linguistica samannas sa locutorese e sa campidanese. È vero su Doccadanai che chi tu castiamo proprio dal punto di vista linguistico non c'è una prazzitura proprio all'accana precisa che non sia da un vago idealizzata poi c'è continuità di mutamento dei dialetti sia a intro dei macro varietati
sul dialetto de Gianui non è proprio uguali a gusto de Duili o de Marumini, Ponnai, è sempre campitaneso, però ci punti di differenza viticasa. E questa differenza si punti meda più marcata e questa continuità c'è finzasa de una macro varietà di assatra, voi c'è una zona in mezzo che dei caratteristiche sia del suo locutoreso che del suo campitaneso. Però è vero pure che nemusu io da po' di Naica in Sardegna ci possa adesso finzasa uno guardatori che leggendi o ascoltando la poesia o conto o la cantata che si sia non riesce a lasciare in poco secondo su chi questo scritto per tocchi di assa varietà di locutorese o assa campidanese poeta la sconoscevo e dunque questo standard che noi proponiamo a due norme si fondava su de una vintena di isoglossas, ita fonti isoglossas, fonti lineas che razzinti in zona geografica a secondo dessa pronunzia di un certo livello o de caratteristiche grammaticali o del suggevero dei fuedes o chi fonti per auso. Dunque, questa isoglossa ci punti a manco una vintena di fondamento che per tocca un numero mano meta di vuedo del massimo impreo di ogni AD e fonti sia della razza fonetica dei sons sia della razza morfologica dei desinenze grammaticali poi non hai questa variabilità del sul lessico del succevero del fuero che è manno puro che prazzi in maniera brusomanco orizzontale sta Sardegna in due metallisi linguistica. La sede in mezzo come tappunau una zona grigia del dialetto anche si isoglossas si confonditi si ingrugianta tutto su gettata pari. E dunque noi sul libro ho posto questa carta che mostra da 4 isoglossas de fondorio s'articolo plurali che in locutoreso est sos, sas e in campitaneso est conosceti is s'apoderamento del s'avvelari latina in fuerzo tipo chelu o chida contras a su campitaneso che invece si narra da celu e cida sa bessida a e a o in locutoreso noi c'è l'esempio de sos chelos mentre in campitaneso tenoso sabessida in u is celus e su pronomini personali di terza persona du possu campitaneso che corrisponde da lu possu locutoreso e dunque queste 4 caratteristiche fonti inditate in noi su locutoreso est in grogu graru e su campitaneso in grogu procarico e in mezzo c'è una fascia che tiene di pronunzias amesturadas parteo su de is celus in cravasa può andare pruso faccia sul centro chinanta is celos e is chelos ci fonti tutte i variazioni in sa fascia di mezzania. Quest'altra carta che ha preparato il professore Blasco Ferrere è già uguale, più che gusto che ha punnau, ci fonti vinzas altre caratteristiche, che fonti foneticas, ischina, limba, fizzu e ruttu, possu locutoreso, contro sa schina, lingua, fillu e arruttu. E altre grammaticali c'è questa terza persona plurale del suo verbo cantana in locutoreso contra sa cantanta in capitaneso e su congiuntivo imperfetto che sul locutoreso narra da proerede e non sono proessidi e finza s'altro su caratteristiche lessicali tipo poddighe, poddidu o como, po, immo. E chi gusta due varietà esistenti dimostra pure questo studio di un linguista sadro che vive in Olanda, Roberto Bolognesi, che precontava su computatore di fare una carta secondo le distanze fonetiche, linguistiche dei dialetti o dei vitas.
d'ogni punto esti un dialetto de una vita e videsi commenti cesti quadruma meda strinta in bascio e funti tutti i dialetti su campidanese su gustoso e invece se c'esti quadruma o vaghego gruso sprazzinata in atto di funti i dialetti su logudoreso su a mano manca e nugoreso su a mano diretta e prusiatto e poi ci punti un scanto de bidas in mezzo che diventa appunto i spiessignos i sinus dessa lingua de mesania. Quando poi su precontava su computadore che uso brazzesenti in arias funti pessias finzas i sutta variedades de gusta macro variedades in atto videuso in blu in sa carta blu e azzurro ci funti dialetto logoresus in bidri funti dialetto su numero 13 i dialetti su logudoresus in celesti i dialetti su logudoresus de bascio funti sedilo Abbasanta o Lattirso sa zona del Santopiano di Abbasanta del suo modelo poi ci funti Senega e Lacone con funti fuedadas de mesania e in bascio due strumas del suo capitanesu sa questa groga che esti sa numero 7 a mano manca che esti su capitanesu occidentali che già noi pure fa parte de questa varietà del suo capitanesu e poi in Rubio invece su capitanesu orientali e meridionali che esti noi su numero 8 e chi esti su dialetto che corrisponde a sa norma colta dessa poesia capitanese e Castiai a casi poi di LSC sa lingua sarda comune questa si chiama fatto a tavolino in due mesedda in due ufficio videse che a Ruidi in su numero 4 su logudoreso de bascio e dunque se meda steziata del suo capitanese invece se meda accanto tutti i dialetti su logudoreso e poi questo che scampidaneso durante il refutato invece se norma dessa regola del suo capitanese che io pubblicavo nel 2009 e che mo tornavo a pubblicare finza a Ciuntas e a Conciusu a Ruidi proprio in sa zona dei dialetti de Castello e de Iglesia de città di Mannas del suo campitanesu e finza de Maracalagonis che fonti esplusa accanto e che corrisponde a sa norma dessa poesia campidanese invece in modo questa primota c'è una proposta di normalizzazione del suo logudoreso che ho fatto un noso e che, come ti potevi si vodi mei dialetti dessa costera di Nanta, il suboceano, che funti Bono, Anela, Bultei, il Lorai, Cussa Piddas e che funti proprio a mezzo tra meda accanto ai dialetti a sa maggioria dei dialetti logudoreso e a messo via tra i dialetti nugoresu e gustus del bascio del suo logudoresu e dunque la spereoso che antessi arricciuso bene vinzasa dei fuedatori de Capesuso e dunque la vostra didattica si sreviti questa tua norma sa voita funti facili da imparare voita sa relata dessa varietà del logo con sa norma è facile in meda e ci punta regola di corrispondenza entre sa pronuncia del logo e sa dessa norma che non donata barranco se imparai che appunto in suo connoto letterario ponai nosu narausu sovi ma scieuso che questa b esti fia da una L in latino est una L vinzas in italiano ed est una L in suo dialetto dessa norma culta narauso del suo campitaneso e dunque io imparai a scrivere soli mancare reusu soli e ahí ci sta T i vedi dessa assimilatura del suo sono RT fadeo su esempio su dei fuori tipo mottu o ottu noi in arese dici mottu però l'ottu scieusu fu di mortu in latino e esti mortu vinzasa in castellaio e in sa poesia in sa prosa letteraria c'è adesso esempio sta rispetto de gusto de questa relata regolari tra suono e scrittura e tutti i sardos che si sia varietà di
fuerenti che sia norma de pantadottain attenni sempre proprio a regola de corrispondenza. E questo è su gruppi potevo pensare di degno in D, a suo punto anche sta ruta linguasata che è sta accanto a me sul pericolo di si spede. Pensai a una norma unificata, inventata, non tiene nessun sentito. Sa gente deve poi scrivere a maniera meda, simile a come ti questiona, dove non da accettare mai. E dunque la politica seria di entrare in questa scuola, in che senso di sapere sul logo, chi adesso questionata secondo la pronuncia del logo, ma scritta secondo questa norma della macrovarietà di Brusacanta. E con s'aggiunta dei beccius de vita che anta poi aiutare spipiuso a intendi sa guardata de maniera che spipiuso possa imparare meglio. E dunque scelto una politica ICI ad po' di donare una furia la mano su benidore che si usato, non so pensare. Isaia se ho fatta, chi sa gente da voglio imparare, non so e essere contento. Du fuedo su questa questione di sonificatura ha scritto Benidori o Passau in un libro di pianificazione linguistica del gusto di un linguista italiano c'è scritto questionando questa questione storica dei momenti funti nascere in lingua chi narra dalla lingua è attualmente componente essenziale dell'identità e coesione statale tanto da far sembrare naturale e quasi necessaria l'equazione Stato, lingua, etnia. Di fatto le nazioni europee, che però non funti nazioni, funti status europeus, voi da intro dei su status, ci funti meda nazioni, d'ogni stato di minoria linguistica, che funti nazionali, ma non funta rispettare. E si reggono su questo principio, cioè le nazioni, cioè gli stati europei. Perché la lingua comune è collante legittimazione della nazione, è fattore in ultimo prevalente. Nazioni diverse parlano lingue diverse, i diversi parlano lingue diverse. Quindi lingue altre o dialetti rappresentano un ostacolo al conseguimento dell'ideale di unità nazionale, espresso dalla lingua standard, e sono combattute come residuo di ignoranza, a regola su ignoranza dei questionanti in sadrus, ignoranti, voi non scisi italiano. In ogni caso è la popolazione a doversi adattare alla lingua dello Stato e non è mai presa in considerazione l'ipotesi che siano le lingue ufficiali a potersi accordare alla realtà sociale, ad esempio tramite l'accoglimento di più varietà standard modellate sui diversi usi effettivi dell'insieme dei cittadini. Questo è su Assau, è accadesse sotto gentus in tutta Europa, a ci punti nasce lo Stato nazionalisi e linguas nazionalisi, aici nantissus umano fonti nazionali, fonti imposizioni statali e aici italiano a combattiu e cercato poi ci si usato e tutte le altre lingue che si questionata in suo territorio italiano e credo che ne sia la voli d'orraivo su benidore di questa lingua sarda a uno passau chissà storia del tempo de oggi a mostra de ai interraude di ora e noi c'è in Tivontis il logo del Murus e sta diversità di è una ricchezza non una cosa di combatti e poi questa Sardegna è una realtà di multilingua non ti scetti una lingua nazionale ne di bruso di una poi su Gardureso, su Dattareso, Salighereso, su da Barchino fonti gente che voi naide appartiene a questa nazione sarda certo voi ta fonti sarda sicuramente non è tutto manca istionti in lingua che non fonti di origini sarda e dunque tutte le lingue su sardo poi varietà di sua e finza se sti linguisticamente fonti non sarda devono essere imparate con la propria dignità e il proprio diritto poi ta fonti espressioni del suo popolo sardo grazie La lingua sarda è tutelata da tre leggi, la legge della regione sarda, la legge italiana, la 482, e dalla legislazione europea, quindi fa fino a una legge europea di la tutela. Ecco, io che sono a questa professoressa Franca Marciali, che sa insegnato dai anni
è stata una de esas primas que ha utilizado la lingua sarda in si scuola. Como il problema nostro è che la lingua sarda non si impicca fittianamente in queste scuole, non la vediamo sulla televisione, non la leggiamo sui giornali. E che so domandare a sua professoressa, da quando ha incominciato a insegnare su sardo, la lingua sarda in queste scuole, a ora, il te è cambiato? La razza pregunta che mi ha fatto Maria, geno in nulla, devo ti posso rispondere, nendo che non riuscivo, mi pare che a una certa volta la lingua sarda ha fatto grande progresso, sia sannai, io non mi frimo quando un vedo non viene di non hai tutto, perché non era la amica mia de catalana, quando non mi viene me lo invento o dico lo stesso. Quindi domando scusa che alcuna volta che voi non mi essi dire perché a trotto. Io ho cominciato a fare lingua e cultura sarda a scuola adesso 1976, appena io passata del ruolo. Dopo fatto questa sono stata una persona privilegiata, ha potuto amico Coralisi, come ha scritto in San Locandina, che mi hanno aiutato, che mi hanno dato fiducia, che mi hanno dato aiuto. E queste persone si hanno anche trovato apposta con queste persone che sono state cerimoniate e ringraziate in sul libro. Non si può tornare a ricordare, perché per me è stata ripresa per umana che ha potuto in sua vita. Queste persone appunto, Edoardo Blasco Ferrer, Edoardo Blasco Ferrer è l'ompio in Sardegna all'inizio degli anni 90, fu in Germania, catalano, un uomo con una grande cultura e con una passione in manna per la Sardegna. Poi si fu innamorato di una sarda e tutto questo stima che tenia da poi Letizia da gettare in sa lingua sarda. Grazie a Letizia noi abbiamo fatto libri scientifici, libri di grande importo che ha permesso di fare questa lingua sarda che ha premesso zoppidi, una lingua scientifica. Tornamos grazie ancora a Oreste Pili. Oreste Pili è il presidente dell'Accademia Sardo. Fedali cosa mia, se sei usato piauso quando tengo io qualche più di 20 anni se nasce questo amore per la lingua sarda e questo amore per la lingua sarda mamma nostra ha fatto in maniera che non sapessi frasi come ti frasi fosse tutto schizzato via a questionare. E ancora, fu dato di un altro uomo in mano, Paolo Pillonca. Paolo Pillonca è giornalista, scrittore, intellettuale, che andava poi vita della Sardegna, fu di lingua, di poesia, di cultura sarda, di cantatori. E ancora, poi tu mio, Oliviero Nioi, che ha condiviso con me questa passione per questa lingua e che ha fatto in modo coerente questa lingua sarda essere da vegna in domo, prima di tutto, in scuola, in ambulatorio, in società, accanto a questa ballata. E è stata una grande guerra che porta innanzi, ognuno sul luogo suo, in scuola, in ambulatorio, in questa società, guardato sul giornalismo. Insomma, noi siamo stati di avere un esercito forte che andava innanzi per metà guerrando un panico. Oggi ho pregiato perché ho presentato questo libro. Stefano Gherchi, e noi ci ritorniamo grazie a questa moglie, è la punta di diamante a Osannai, cosa nostra. Stefano Gherchi era una srebili me la porta sa immagina sa salvafitta. Questo è una vicina salvafitta. Su salvo magari si muore. Pensi che questo libro non ha usato dentro nessuno strumento buono per
poi vai lingua e cultura sarda in questa scuola. Me causa naiga sa lingua sarda morendo sì. In suo mondo si guardano 7.000 lingue. Però questa società che è una società accanto si imponenti i hamburger su Coca-Cola e altre cose, ci cade, si impone pensa se lingue che vuoti più prepotenti, su cinese, su arabo, su inglese, su francese, e a pagare questa tra lingue si morenti e megante si morri pare di che fra 100 anni noi usiamo più di 350 lingue nel mondo. Una di queste lingue che meganta deve avere questa forza è questa lingua sarda. E non sicuro a pagare in questi ultimi anni io perdo forza. Però in Moesi io li uso a ribellare, o li tornai a guerrare con questa grinta che ho detto sempre degli anni 70 oggi, poi hanno voleto per mettere questa lingua sarda si imbrociata e tenevo si vede uno che con strumento che una inasa come te gusta sa lingua sarda possa entrare in scuola, possa essere guardata da dottus, possa essere imparata da un insegnante che ieri di mancare dei sassari e arriva in suo campidano e possa con questo aina, con questo libro preparare, approntare unità di didattica che siano valida per prodotto speciocchetti. Devo olunai gusto che Oliviero, Paolo, Oreste, Edoardo, Blasco Ferrer, Tavarrai tranquillos, che questo cammino visto Santionano adesso un cammino cancellato, e tanoso di un'idea di tenni, di fare uno di questo scusrocio di lingua e di queste cose che sono imparato, noi teniamo l'idea di seguire. Maria Mannau che ha cominciato da me, è vero, lei appena mi sono laureata, appena mi sono passata del ruolo e mi sono sezia in cadira in scuola, ho pensato che in questa scuola mia questa cosa più precisa contro spicciocchetti. E siccome questa professoressa cosa mia, Elisa Spano Nivola, una grande femmina di Gabbardi, narrata che posso usare lo spicciocchetti su denti ammirazioni e odio per la lingua italiana, amore, stima e brigungia della lingua sarda. E in famiglie, i babus e mammas, imparando a spicciocchetti su italiano procedino, poi di mia antaghissa, lingua sarda, non gli si è permettere vai carriera in questa scuola e in questa società. E questa è una rada che il bilinguismo in questa scuola ha avuto un bilinguismo imperfetto, un bilinguismo che ha avuto un bilinguismo zoppo. Ed io mi sono accattata a metà volta per cominciare a insegnare. Mi da ricordo di un picciochetto, Mariello, che mi ha scritto sul libro, in un udemma, mi ha scritto: ho visto un topo stupendo nel muro. E io ho detto: no, ma un libro, un topo stupendo nel muro? No, un libro stupendo sul muro. Ma no, ma professore, maestra, ma sta stupendo nel muro? Se ne stava stupendo da dentro un buco del muro. Ecco, questo fosse il bilinguismo zoppo, che questo non usciva da bene né italiano né sardo. E tanto si deve pensare che toccata a sentire un po' di merito della scuola nostra, a fare una scuola accanto la cosa più importante è essere spicciocchetti, una scuola che deve essere moderna, una scuola che deve essere diversa, una scuola che è da combattere contro tutte le altre cose che pensa in questo momento siano in posto. Poi da cosa lei Credaro e cosa lei Coppino della metà del 800, sono del 1855, è stata del 1877, hanno fatto in maniera che sa scuola venisse sardizzata. E pensai che in su 1900, perché questionare sta nessa ciappa, in su 1976 con una circolare dessa lei
sì, comunque quando mi era così d'un'au, e hanno fatto una circolare e hanno chi questiona in scuola sardo deve essere segnalato dei spresi a suo provveditorato. Ed io siamo proponata in questa legge, manti segnalare, mantenere questa brutta disgraziata e fendo lingua sarda in questa scuola. Ma io non me ne sia spantata di questo, questa non me ne sia spantata. Poi da fu tra tempus di avere bello questo, tempus accanto noso grazie e ingaiato del suo 68 e pensaiamo che sul mondo si sta poi cambiai. E poi in questo tempo ci fu una bella socios i giovani si a unirsi in società si commenta città campagna, nazione sarda, su popolo sardo e tutto su pari si intendaiamo forti e tanto degli adasio sul ministro di mandare malfatti di mandare una circolare posito del paese a Ucca. In plus, pensai che in questo tempo chi ne vuole troppo di autonomia della Sardegna passata come terrorista e come terrorista può passare finché Oreste Piri chi proprio in questi anni è stato posto in prigione poi fu avviando troppo sagagarista e quindi a suo stato italiano non andava bene. Però non so io seguì a lavorare e grazie a questi amici che continuano in scuola Cosa Nostra e ho fatto programmi, esperienze diverse di lingua sarda. La prima cosa toccata a entrare a toccare sul ruolo dei spicciocchetti e sul ruolo della famiglia e non in questo ci si usa a e ho fatto attività di ogni tipo in scuola, io ho fatto giornalino negli anni 70 io osannai non ci contra fotocopiatrice quindi tocca da fare ogni traballo con un'immatrice e con il ciclo stile. Sprazzinaiamo su queste idee, facciamo in maniera che i spicciocchetti siano iscritti che i zaiaius essendo venni in scuola poi leggo gli spicciocchetti su questa lingua de soprazzollo e che alcuna volta tengaiamo però che alcuna difficoltà a scrivere in sardo poi su passaggio da questa lingua orale a questa lingua scritta fu difficoltosa. Mi ricordo di una volta che io ho tenuto un attopio un castello con Aquilino accanto che stiano aiuto delle iniziative e tutti gli intellettuali a Proilanta, fu tra riunioni di centinaia di persone ed io fui contento commenti via in scuola con in lingua sarda si fu dato venivo Aquilino Cannas e mi annao ma io non comprendo questa norma magari se vai e già questa preconta fu difficoltosa per me ed io raponavo ma si che su 4 o 5 regolette da condividevo su pari con gli spicciocchetti in maniera che ci sia da coerenza e sugli scrieus e questo veus e su mannao mi raga a me mi non mandata né i sfustis né i furistis ed io buona questa ma dai nauti ai costumi e io mi ho dato attenzione a sua maniera in cui a sua maniera che noi imparaiamo i verbus e Dio da fare risposto ma mi pure non mi piace mettere su fuimus de usato su de castello e tanto tocca da si pone di accordo e ho pensato a lungo e poi io ho tenuto questa fortuna di anni in questa scuola Cosa Nostra Blasco Ferrer che aveva questo libro che tenesi in cuni e lo è magari conta a Maria che mi dia mandau e mi annau Franca per cortesia io sono in Germania correggimelo per vedere se va bene perché io ne voglio fare uno strumento didattico Giovano Funnuda lui lì da correggere una gira mi macchiai e dopo una ragazza questo squadro sono troppo difficili cerca di fare una cosa più semplice poi non fai da tutti gli uomini però è sicuro biesi io da sceverao de bonni capitaneso e locutoreso pensa de vieni in conca che fu prazzeno il sardo su questa isola bisogna da unire il sardo non bisogna prazzini e poi ha scritto altri libri su che Fontinguni Prodomo che ha di posto un CD e non su in scuola si sono tendi su Fortesi poi questo libretto che Fontinguni e incluso sul CD ha fatto in maniera che non si pensa più sicura di su che fustifendo più sicura di su che fustinendo e spicciocchetti e è stata una mano di aiuto forte. In questa scuola Cosa Mia contiene i programmi intellettuali, Paolo Pillonga, Piero Marras, Francesco Masala, Cicetto
Francesco Casula, totus a donare una matti ajuda a questo piccioccheddus in maniera che su sardo festano non più una cosa che ti spia pregugio, ma una cosa che ti esessi da fai orgoglio. Quante cose ho fatto? Io so poi sarò scesi che si occupa delle cose che ho fatto, sarò scesi in mera. Io ho maneggiato contos, ho maneggiato poesia, ho invitato poetas, ho tenuto ciò che esaiai sulle scuole, io sono andato fuori a fare interviste, io ho scritto mera cose e tutto, e sempre con grande pregio delle famiglie e dei piccioccheddus. Questo trabalho poi, ecco, un'altra cosa importante in me è che la lingua sarda non si via da inserrare dentro di una scuola e a sedere senza contatto con gli altri. Che poi noi, con i progetti su Comenus, si usa e tento un modo di dedicare contatto con un'altra vita dell'Europa, con la scuola Monserrat Santa Pau de Barcellona, che tenia da problemi meda innanzi con il catalano, e si usa paragonare con la scuola della Galizia, con la scuola del Sud Galles, con la scuola della Norvegia, accanto a altre scuole che tenevano la lingua minoritaria, e toccava portare programmi che vengono da ONU in questa scuola e che vengono ripetibili in suo tempo. Io tento meda esperienza e meda motivo di pregio in questa scuola. Però ecco, tornando a un altro argomento che mi ha detto Maria, sa LSC è stato un momento doloroso questo, quando santi proposto questo modo di verso di scrivere, io non ho visto che lo potevo fare in scuola, se io posso studiare con le altre maestre e con gli altri professori, le ho presentato a babos e mammas e a tutti i 30 anni di attività di Santinao. Bello mio, noi non volevo che si scrivasse in una maniera che non tiene corrispondenza con Susanto di noi guardiamo sul mondo. Ci cae regola che siano accanto a suo modo che noi guardiamo. E tanto noi per fortuna io tento le regole dei Campidanesas, le regole che l'Accademia di Susanto ha approntato e che furono trasmesse approvate in provincia di Castello, e a sua parte gusta si sono basati. Oggi noi vestiamo questo libro. Questo libro è di avere questa cosa incluso importante che potevo ottenere. Poi permettere ai insegnanti di che si sia da vita enganta, di poi vai, unità di didattica, che sia da praticare, che si possa praticare in ogni luogo. È un libro che è democratico, poi non nasce da un funzionario della regione che ne ha da questa è la stessa lingua che ho usato di peso ascoltare, ma nasce dessa gumboia di tutte le persone che in accademia di Susanto Traballanta e che hanno inteso in questa maniera si può descrivere in diverse vite. È un libro che non può mancare da zero noi in nessuna scuola, in nessun comune, in nessun ufficio, in nessuna domo, accanto ai sardos tenete stima sa lingua sarda, poiché che noi non si potevano tutti sono pari, sa lingua sarda moridi e noi invece non le ubia. Grazie. Grazie Franca per questo aumento di questa testimonianza che nos ha dato. Come io per passare a Veronica, davvero la Veronica, letterale che deve passare in italiano, va bene, a Veronica, che Veronica è di Savulu professora e operadora culturale. Veronica ha scritto un libro
mega importante este andende in stampa ed este si storia dei grani sardi, chi l'ha fatta con Francesco Magia ed este un libro del conto umano. E Veronica a este fare parte dell'Accademia di Susardo, ha contribuito a Isar Regulas e mi piace fare dare chissà non fa ebbe questa esperienza sua. Grazie a Maria, grazie a suo modo già unico mi ha invitato a noi a questionare. Calincuna delle spose che da pianare già in alla Stevini, mi sa furata, ma non ti vai in una, siete storia mai di sul discorso che abbiamo idea questo Marino è lungo, non si lo darà troppo tempo, se non siamo scesi, è un discorso che questiona da Susato questionato e Susato scritto e dai difficoltà che da noso in Marmilla a scrivere Susato standardizzato, poi da su chi questiona un noso e drive su meta, poco cosa meta, da come si deve scrivere. Devo poter parlare 10 anni in ufficio lingua sarda, quindi ho sperimentato LSC, a Regulas, scrittura di Mario Wood, Dogna Razza Rosa. E quindi si fa subire calipunti, problemi, che si onda ai sensi. Questa cartina si fa già mostrata a Stefani, sta mia procurato trivessa, dove da pubblicata, io odio i microfoni, mi da pubblicata da San Regione e ci punti in lingua cristiana San Sardegna. Su quello romano che biresi, usa cavoli arancio, un bascio, è su campidaneso. Chi birei che arriva a Zuba di Oristanzi, mero Zuba di Oristanzi, custum corradeddu grogu claro, amao manca, è solo Uresu, amao diretta sa regione con su Muresu, e poi con su Bidrisi che vunti in Susu, vunti Galluresu, Sassaresu, Catalano e cuso a cavoli Azullu, e poi in basso a cavoli a Rosa due su da Barchino de Carloforte e da Sant'Antonio. Quindi io vivo in Sardegna in lingua cristiana fonti mevasa, è tutto usato, ma taneo puro, catalano e alivero, tabarchio in Santo Pedro e in Sant'Antioco, corsicano, canquai da un susu cristiano corsicano puro, gallureso e sassareso. Come danno Stefani prima, Susato dividivo in due varietà di manasa che punti sul logoreso e sul campitaneso, poco modità una rausaici. Torrausa cristiana è pure dei isoglossas, che non fonti muove di amavasa, ma fonti differenze da pronuncia o di sintassi che ci sono usato. I spruso importanti si conoscono da pluso fonti, i finalisi, in è da salfare su logoreso, in da salfare un noso, quindi i susunanta su cane, non suonerà su gai, i susunanta su pane, non suonerà su vai. S'altra finale di rottao su trivessa è o in logoreso e o in campitaneso. I susunanta su goro, non suonerà su goro. I susunanta issoro, non suonerà in soro. Quindi potevo comprendere che uno è campitaneso e logoreso già è una marica cosa. S'altra isoglossa, il già che suonavo prima, è sa pronuncia dessa C che viene da sac latina. Il logoreso è gutturale, quindi è forti, mentre in capitaneso è palatale, quindi è modi. I susunanta chena, non suonerà oceano. I susunanta chelu, non suonerà ceu. S'altra cosa, fonti articoli, su singolari uguali si può ottenere uso suo e masculo e salvo e femmina, in su plurale invece su campinaneso narda is sia poi masculo sia poi femmina, su logoreso narda sos ai masculo, sas ai femmina. Quindi si sono sono fonti nuova idea, fonti lineas. Cartina sono da pagata una scanto, sapremo che ha pagata e costa. In modo uno giù. Ma tutti i linietos di biresi, da una cavolia rosa, una rubia, una blu, fonti dotto in differenza tra come disegnavano un luogo come disegnavano un altro. Come ti potevi questa Sardegna? Noi dividiamo su. Due linee saliamo in orizzontali, la campana di cava in verticale, di ogni razza. Castiella Sardegna. Noi fai in tammacchiai, questa fonti 100.000, noi a PTKD non si bidi, ma i si sono grossi fonti
appunto 1 milione. Pensa ai scetti e noi viviamo noso. Ita di Naraisi in Giauni al sole, su Zovi. Fadevo 3 km andavo a Tuivi, ita di Nanta Tuivi al sole, su Zovi. Satao Sayara, andavo a Gesto, ita di Nanta Gesto su Zovi, su Zogui. In Barumi di Nanta su Zolli, in 10 km quadrati su 4 isoclossasi. Quindi su Campidanese dividiu però, noi quali si indogna luogo, e dividiu non su Zeusu in Custavata Rubia, su Campidanese occidentali, chi di assemini lompiti Vinza Zauristein si va sendi in su Campidano nel Mesu e in Marmilla, quindi passa da un domo nostro. Calivunti, is caratteristiche principali si da Savoadada, da Giamuni e da San Marmilla. Prima d'otto, Sagarighedda. A me mantistetti un cavallo portoghese, che è una questione storica. Poi non ha un Salluna, Lisinai o Suspreni, ma ha un Salluna, Lisinai, Suspreni. Saenne danno un sul naso, a Carighedda. Sagarighedda è una caratteristica di da Susadro che a volte si vai da Rui in corredello dai Fuebus. Castiai questo uso che ha scritto noi. Una è Fontana, Satre comune, chiedi usato su Ghinara da Zevo andavo a Fontana, Nemus, Nara Autoto, su Zevo andavo a Fontana. Ne vado a usare lui Sain, cioè non si intende Sain, non si intende, diventa da canone da Zerauso. Se andavo su Gumbu, no su Gumbu. Contraddicetemi se dico bugie. A su Gumbu in noi non si intende da Nemus. Questo fenomeno è andando sempre innanzi, tanti chi fu documenta omini che a Singhizzo gli adesso pronunciavo omini, e noi è omni, e noi pure da rotto un questo. Poi Sagarighedda si pragira il cimeda, che fatto ci da sticchioso anche a nostre pur. Castiai su participio passato del suo verbo poi mettere, non era opposto, e noi è sempre. Un'altra cosa che si piace di me da fare a noso è questa metatesi. Mario Guto sul libro suo ha descritto che i metatesi da San Marmilla punti strambeccasa. Come è questa cosa più normale da sul mondo. Poeta su mercoledì, per me non è mercolis, ma è mrequisi. L'ascella non è su suerco, ma è su srueco. Il cervello non è su ciorveddu, ma è su sroveddu. Lo sciocco non è su scimpro, ma è su shrimp. Al rigu e neviu. Sa metatesi di garage da cimera che dava del po' finza sa voi sillabasa. Igibi o marraccoisi anziché maccarroisi. Poi, questo si danno a Stefani prima. Anche in latino di RT non si è fatto con assimilazione doppia T, quindi su morto diventa su morto, portai diventa pottai. Questa mi piace, questa non mi dà ragazzo che già mi fai, ti invito a fare il po'. E pentesi. Come si chiamano in sardo i pantaloni? Senza ligi. Pantaloni, sì. E cosa è il panno di devocata? Come si narra in sardo? Pettinare. Pentolare. E cosa è il panno di devocata? Di sticchiosi fatto, che non hai ci... Crepi la varizia. Muccadori. Poi, una delle caratteristiche più importanti è Saelle, chi ci vurria da AB, sa Girigia, sa Sova, la Scarpittasa, Santa Maria Candevasa, eccetera, eccetera. A volte sa lusta B, da vedere su sparessi in tutto. Quindi, c'è sta rumbullavo a vascio, diventa rumbuavo. Su vilu verru, fiu verru, sa B non c'è più nessuno. Questo dopo già in no, questo non si interessa, questo non si interessa. Ecco, questa è una delle differenze romanas tra su scritto e su questionario. Noi, suonando valeo su plurale in sadro, da regola io so devo aggiungere una S, ma chi deve una po' uno su gai, due su punti, di scaisi. E come ti finti scaisi? Con S o con I? Qui, invece da finire con S, guarda, ci sticchino su un'altra.
vocali che si narra in italiano la vocale paragogica. Noi abbiamo vediamo questo. Questo applauso. Questa è una cosa che quando mi intendo di questione di Sadro mi nata vai da Zerrenti? No, non sei zerrentesa, ma no, Masai invece da Messai, Cianai invece da Genai, Sarrai invece da Zerrai e Fanugo invece da Venugo. Non mi direi da casa ma fonti 100.000. Pensa se forma questo verbo. Tania, sì, giusto. Naturalmente devo imparare a questione in sadro a piccio che devi tirare con babbo e mamma, con aiuto miuso, eccetera, eccetera. Quindi mi posso considerare bilingue perfetto. Poi da casa ho imparato tutte e due zampari, ma ho imparato a scrivere scelti italiano scuola. Quindi, quando ho venuto universitari, ho pensato, ma poi non posso imparare a scrivere in sadro pure? E quindi ho fatto corso, ho fatto un master e ho imparato a scrivere. Ma quando ho avuto difficoltà a scrivere in sadro, poi uno che si usava lo scicchissionale, fronte in mezzo. Poi quando scrivo, non scrivo come di cristianoso, a noi si è imparato che in italiano si scrive come si parla, non è ci manco italiano. Però se tanto imparato si va a ricadere più adesso. Quindi, quando scrivo su un sardo, dobbiamo conoscere dalle fonti differenza tra la lingua che si scrive e la lingua che si questiona. La prima cosa vai è andiogai i vocali paragogici, che fonti vuda dai scansi che sapevamo prima. Fonti vuda vocali, che quando questionano supponeuso a savini dai fuetus e che chi varò sreve discetti possa pronuncia e non si verbi scritti. Quindi, quando devo nau femmiasa, devo scrivere feminas. Quando ne devo nau cainsi, devo scrivere cains. Pipiusu, devo scrivere pipius. Che quando inizia a scrivere pare una struppiatura, nada, ma manca qualcosa. Invece basta da salvaguardare plurale più S, singolare più S e fatto su plurale. Poi, una cosa che non tocca da mai dirai, fonti, questa lettera si chiama si muovinti, fonti come dai denti di spicciochetto, soprattutto si muovinti e normalmente. Non tocca mai andiorai lettera come B, D e G a suo momento dai fuegos, tocca da cosa scrive sempre in treasa. Su di noi suonerà un sonno e sadomo, ma non se ne usa mai sadomo, poi tagare queste due vocali, sa e sa. Sì. Sa e sa, di da fare in lui. Però io penso che come su quello non si darà rodato, sono, e adesso si sa lettera che manca. Basta da fare su plurali, i domus, e di si sta di. Saunedda, sagunedda, suentu, subentu, suturu, eccetera, eccetera. Un'altra cosa che cambiamo, quando questionavo, ma in su scritto non tocca da cambiare, fonti consonanti P, T, C, S che assimilano, quando da esponere su mesa due vocali, si ha B, D, G, Z. Ma è sbagliato. Noi scriviamo su Sabira, poi Sabira. Non era su Sapira, quando ha più fonti, ma è una specie da via del mezzo. Saverra, Sugai, Susovi. Questo dobbiamo Sugai, dobbiamo Sugani. Un'altra cosa che tocca da imparare in sadro, devo da imparare all'estero, questo lo ho trovato su sanguano. Z e TZ. Una è su sudru, z, pezza, puzzu, zappu, ziringoi, ziu, s'altra è sa z, sonora, zero, zigarro, ziminera, zona, zumio, fonti di ripessas. Un'altra cosa che si confonde in su scritto a volte è SC con X. Pensai a questo scialauso che disegnata magia, pugedo, poi tanto tutto su cognome scritto nota alla maniera nota satra. E invece non tocca a confondere su son de sa shadau, arranesci, pasci, pisci, con questo de sa X, nugi, pregiu, negi, grugi. Adesso la mangio. Quindi dovevi dire una spruzzata di insetticida, ce dovevi fare. Pensai per esempio a pigi e pagi.
pigi e pisci, pagi e pasci, che venuti voi da triverso, sono scritti su maniera diversa. Poi, l'ultima cosa che ho proposto è saccu, che in alfabeto usato la nostra carta, da questa potete scrivere C, tanti su sono che si intende di essere acqua, quadro, 4. Non ho più scritto altra cosa, poi tagare le cose si fanno a me, ma mi ha persi di fiavarra in mezz'ora o 3-4 ore che stiamo da 0